You're a queen, baby. You're a queen too. You're a queen. Tipo Spider-Man che fa così, capito? Lui, il meme di Spider-Man. Ciao ragazzi e benvenuti in Pure Stories. Oggi con noi abbiamo una strega, una rivoluzionaria e un'amazzone, Miriam Makeba. Che introduzione, grazie. Infatti partiamo proprio da qui. Ora faremo un bel viaggio introspettivo, faremo un po' i fatti tuoi e poi capiremo un po' la tua arte, come la crei, che cosa significa. Perfetto, facciamoci i fatti miei. Esatto. I love it. Allora, amazzone strega rivoluzionaria. Chi è Miriam Makeba oggi? Beh, Miriam Makeba oggi è tutte e tre. Miriam non è Miriam Makeba, ma Miriam Makeba è anche Miriam. Nella mia musica cerco di collezionare diversi micro-universi che poi si espandono in una scatola più grande. Uno è quello della magia, perché io credo nella magia delle cose e cerco di esternarlo nella mia musica. Vorrei che fosse la colonna sonora della mia vita, che è il mio film personale. Rivoluzionaria perché penso che ogni giorno sia un momento perfetto e ogni canzone sia un luogo perfetto per scoprire una parte nuova di me, di chi sono e di come vedo il mondo. E poi che cos'è che ho scritto nella mia bio? Amazzone. Beh, amazzone perché mi vedi? Beh, direi non c'è che bisogno è di spiegazioni. Ovviamente il tuo nome significa anche regina. Mm-hmm. Come hai pensato di creare questa identità artistica, definendola anche così? Ok, il mio cognome d'arte Makeba viene da un dialetto della tribù Yoruba nigeriana, perché sono cresciuta in un piccolo quartiere del nord Italia con una comunità nigeriana. E da piccola, da quando avevo 12-13 anni, mi hanno sempre chiamata così. Ho deciso di mantenerlo un po' per dare valore a quello che ho vissuto e un po' per ricordarmi che sono una regina come tutte noi. Queen. Letteralmente meraviglioso. You're a queen, baby. You're a queen too. You're a queen. Tipo Spider-Man che fa così, capito? Lui, il meme di Spider-Man. Allora, oggettivamente, proprio come racconti, hai origini napoletane, sei cresciuta nel nord Italia, ma hai un bel bagaglio culturale al tuo interno. E quanto questo ha influenzato il tuo sound? Tantissimo. Il mio sound è chi sono. Io, quando avevo 12-13 anni, ascoltavo Ella Fitzgerald, Ray Charles, Stevie Wonder, Etta James, quindi tutto jazz, blues, funky, gospel. E poi per l'appunto sono stata iniziata alle serate afro, all'hip hop, al rap, e quindi oggi nei miei progetti cerco di far confluire queste sonorità e di trovare anche un mio suono, che è un connubio tra questi ma anche un qualcosa di nuovo, perché dobbiamo evolvere non solo con l'intelligenza artificiale ma anche a livello di anima, giusto? Penso più soprattutto a livello di anima che con l'intelligenza artificiale. We hope so. Io sono complottista su sti fatti. No, siamo insieme. Bisogna usare questi strumenti, ma usarli con un minimo di coscienza, perché altrimenti perderemo anche gli unici 2 neuroni rimasti che abbiamo a disposizione. Già io li ho lasciati là. No, io li ho bevuti. Comunque, questa la tagliamo. Allora, adesso prima di parlare dei tuoi brani, parliamo un po' di quella che è stata la tua carriera artistica a contatto con quella che è l'industria musicale. Okay. E facciamo un piccolo passaggio. Tu qui puoi essere irriverente, esuberante e cattiva, perché bisogna abbattere certi dogmi. Tipo Crudelia Demon. Assolutamente, trasformiamoci in Crudelia Demon. Tu hai partecipato a The Voice. Sì. Com'è stata realmente per te questa esperienza, dalla tua prospettiva, e quali conseguenze ha portato in te? Ok, The Voice of Italy è stato nel lontano 2019. Io avevo 21 anni, ok? I was a kid. Ero una bimba e sono stata proiettata in un mondo che da un certo punto di vista mi ha dato l'opportunità effettivamente di sperimentarmi su un palco più grande con degli strumenti più efficaci per fare quello che volevo fare. L'ho sempre saputo, I'm a Virgo Rising Libra, come Beyoncé. Oh, pure Beyoncé. Right? Quindi sono spaccacazzo, posso dire le parolacce? Sì, ok, sono spaccacazzo, ok? Cioè, finché l'ultimo brillantino non è messo in quel modo là, io rovino la vita delle persone con cui lavoro. Perfetto. Però poi su un palco come The Voice ho avuto la possibilità, per esempio, di cantare Amazzonia su un cerchio di fuoco, dentro un cerchio di fuoco, oppure di cantare con Lizzo, cose incredibili. Da un altro punto di vista,
l'industria musicale italiana ai piani alti, ma anche la televisione, è un po' una lavatrice, un tritacarne, ok? Quindi io mi sono trovata alla fine di un percorso, non parlerò di contratti e cose così perché non posso farlo, non voglio che nessuno mi venga a prendere. Non vogliamo persecuzioni di artisti, persecuzioni no. Quelle le facevano a Gesù, io sono una della Madonna. Ma poi streghe contemporanee, no persecuzioni. Esatto, grazie. thank you. Brutti ricordi delle vite passate. Però diciamo che mi sono trovata da sola perché questi programmi ti vendono il sogno della fama e poi ti abbandonano. E tra l'altro 6 mesi dopo c'è stata la pandemia. Quindi ho dovuto ricominciare da indipendente con le mie forze. Ti dico, mi sono portata a casa delle cose positive perché è un'esperienza che ti accresce, mi ha dato la possibilità di fare iniziare una fan base perché comunque la mia audizione ha fatto 14 milioni di views e infatti ancora oggi mi fermano e mi fanno ma tu sei quella di The Voice e io cerco di essere altro, però ovviamente quella cosa un pochino mi segue. Da un altro punto di vista ti dico è un compromesso, quindi a chiunque decida di fare un talent non vi dico di non farlo, però ci sarà sempre qualcosa che dovete dare, non sto parlando di questo necessariamente. Me, no. Ok, I'm a virgin, come Madonna. Perché ridi, non ci credi? No. Sì, amo, certo, assolutamente. Guarda che l'abito non fa la monaca di Monza. Zero monaca, zero Monza. Però sì, ci sono stati dei plus e dei minus. Lo rifaresti ad oggi? Se avessi 21 anni sì, se per chi sono adesso hell no. Ok. Non è una cosa di cui ti penti, ma non la rifaresti. Sì. Ti ha insegnato. Comunque vediamo la cosa bella, traiamo il positivo da queste esperienze. Esattamente. Adesso invece andiamo poi a parlare dei tuoi brani. Iniziamo con Toy Boy. Yeah. È un brano che comunque rappresenta una rinascita, quasi una rinascita secondo il tuo punto di vista, e inizia con un detto molto famoso. Come mai hai deciso di iniziarlo con questo detto? Io penso che i detti, se vengono portati avanti per così tanto tempo e funzionano, è perché hanno una certa musicalità e un certo grip nella testa delle persone, no? Bello. E quindi iniziare con una frase così catchy ti dà un'apertura che è efficace. You are there, sei lì. E ti dico, io ho scritto questo pezzo per l'appunto durante la pandemia, nella mia cameretta, con un producer che io amo, ciao Sonny. Sonny, give me my benzo! E non ci conoscevamo. Questo pezzo è stato preso nella colonna sonora di Netflix dell'omonima serie Toy Boy, che tra l'altro è una cosa trashissima. Ho detto, solo questo pezzo potevano prendere. Cioè, non so se l'hai mai vista, praticamente è una serie spagnola, no, stile telenovela crime, con gli spogliarellisti gay. Perfetto, è proprio ok. L'apoteosi del trash. I had to be there, dovevo essere là. E com'è successo? Cioè, come questo aggancio? Guarda, mi ha contattata uno degli attori principali della serie, Carlo Costanzia, e mi fa, senti, voglio fare il remix del tuo pezzo perché io sto facendo questa serie, è perfetto, let's do it. E io tipo, okay. Vabbè. Cioè, una serendipity. Bellissimo. Sì. Bellissimo, veramente il mondo è piccolo, è fatto di tante momenti cose che coincidono. Allora, poi andiamo effettivamente a uno dei brani di cui io sono maggiormente fan, veramente nella mia playlist da quando è uscito e la continuo ad ascoltare, ho anche la maglietta Maradonna. Yeah! Che è un gioco di parole potentissimo anche già nel titolo. Com'è nata quest'idea? Com'è nato Maradonna? Maradonna è nato durante la vittoria del terzo scudetto del Napoli, perché per l'appunto io abito a Napoli, sono mezza napoletana, e in realtà è nata perché io avevo fatto un quadro. A me piace dipingere, costruire. Avevo preso un quadro di Maradona con l'aureola dietro e l'avevo trasformato in Maradrag. Ok? Quindi ho fatto proprio le ciglia da battona, le labbra così, l'illuminante. Guardando quel quadro ho detto, ma festeggiamo lo scudetto in modo pussicante. E da lì è uscito il gioco di parole Maradonna, calcio nelle balls, con le tue faccio gol. Bellissimo. Io veramente l'ascolto quasi ogni giorno, cioè io super fan. E ovviamente è anche legato a Napoli, al simbolismo di Napoli, e ovviamente essendo tu un artista che vive la città di Napoli, mi piacerebbe sapere che tipo di rapporto hai con questa città. Com'è Napoli per te? Ti dico,
Io amo Napoli perché è una città per l'appunto che, a parte far parte del mio stesso sangue, trasuda magia. E quindi quando io cammino per le strade mi sento sempre ispirata in qualche modo, ci sono 1000 impressioni, qualsiasi cosa racconta una storia e per me questo è importantissimo, circondarmi di bellezza, circondarmi di energia creativa. E questo è il mio rapporto con questa città. E poi ti dico, io mi sono trasferita a Napoli a 15 anni con mio padre, sono cresciuta in un paesino di campagna tipo Anna Montana, ok? Ok. Best of both worlds. E mi sono trasferita da un paesino di 20.000 abitanti a Salvator Rosa. Per me è stato come tornare nella casa in cui avrei dovuto sempre stare e in cui non ero mai stata. È stato bellissimo. Continui ad amare questa città? Pensi che la tua carriera possa svilupparsi qui? Qual è la tua prospettiva futura anche nei confronti di Napoli? Io sono una viandante, sempre lo sono stata e sempre lo sarò, quindi viaggio molto, mi sposto, faccio collaborazioni a distanza. Io vedo Napoli come un posto in cui tornare dai miei viaggi, perché è il posto in cui mi fa sentire più a casa, posso sentirmi la versione più vulnerabile di me e banalmente mi piace ritornare a Napoli perché mi ricorda molto mia nonna, che è una persona di cui sono molto fan. Anche io sono fan di tua nonna, vabbè, io seguo Miriam su TikTok, la amo, cioè, She's a diva. Mamma mia, a real diva, la amo. E devo dire che comunque anche questo effetto nostalgico si può percepire nei tuoi brani nei confronti della città, cioè, però l'avevi in una maniera molto colorata, però posso dire, è raccontato bene. Poi vabbè, i tuoi videoclip, vabbè, io sono fan di Miriam, si può capire da qua. Amore, cioè. pure io sono una tua fan. Allora, noi passiamo adesso a Ho tutto ciò che voglio, che comunque è un altro brano molto bello che denota anche una forte identità spirituale e spiritualità in generale, perché tu ti definisci una strega e quindi mi piacerebbe sapere con che intenzione hai scritto questo brano e da che esigenza nasce. Quando dico che sono una strega, non intendo quella con il calderone che fa le maledizioni. Intendo che sono una donna, una persona fortemente connessa all'energia della vita e che per la maggior parte del mio tempo fondamentalmente ho cercato di imparare a gestire, ad utilizzare per trasformarla in cose buone per me e chi mi sta attorno. Quindi con un'energia di benedizione e di gratitudine ho cercato di scrivere un pezzo in cui ho voluto imprimere una vera e propria magia, un rituale, che è quello della manifestazione. Ok, non so se è presente, penso di sì. Sto dicendo molto spesso fondamentalmente. No, te lo avrei detto. Damn, stop me. Ok, se sei una mega fermami, dimmi no! Ok, basta. Con tono drammatico. Esattamente. L'importante è che ci sia un po' di dramma, poi a me piace, capito? Benissimo. Ho scritto questo pezzo per manifestare la migliore delle mie realtà, perché io sono convinta che attraverso la parola tu trasformi ciò che è attorno a te. E quindi io dico, ho tutto ciò che voglio e molto, ma molto di più. E quello arriva. Look at where we're at. Guarda dove siamo. Vero, io credo molto nella manifestazione, oltretutto penso anche che sia un momento di riconciliazione con se stessi per capire anche quello che si vuole e offrire le proprie braccia al mondo e a quello che di bello ha da dare. Persone che si chiudono nelle loro, diciamo, realtà quotidiane basic, sono persone che secondo me non si mettono nella posizione di poter crescere, quindi questo brano mi piace tantissimo perché è anche un modo quasi in sordina di fare quella manifestazione che magari tu da sola non hai il coraggio o la voglia o la forza di fare in quel momento e ti può dare una mano. A me per esempio mi piace ascoltare questo brano perché se sto tutta esaurita posso solo ascoltare la canzone e ripetere le parole pensando che c'è molto molto di più per me. Ne sono molto molto felice. Penso che sia un po' l'obiettivo del brano. Esattamente, cioè proprio quello era il mio goal, quindi bellissimo. E ovviamente hai parlato di tua nonna, hai parlato diciamo di quanto sia una diva, ma c'è anche stata una citazione a tuo nonno e al legame insomma con i tuoi familiari. Quanto rientrano per te gli elementi della tua famiglia nella tua musica? Tantissimo. Io mi sento fortunatissima perché sono cresciuta in una famiglia di gente fuori dal comune, nel senso che sono un po' pazzi, molto esoterici e che mi hanno sempre dato la visione laterale delle cose.
e soprattutto sono cresciuta in una famiglia di donne forti. Io lo dico sempre, quando tu vieni a conoscere la mia famiglia, io paradossalmente scompaio in confronto alle altre donne della mia vita, cioè loro sono più grosse di me, più rumorose e più iconiche. Quindi I aim to that, quello è il mio standard e me lo porterò sempre dietro. Ogni tanto mi guardo allo specchio e realizzo che sto crescendo e più cresco, più vedo sul mio viso i volti delle mie nonne o quello di mia madre e questa cosa mi piace tantissimo, è come se me le portassi dietro sempre. Sono un'estensione della tua persona, ma anche un arricchimento bellissimo. Cioè, è bello che ci sia questo legame da cui tu non ti stacchi, invece di avere una sola identità, tu sei l'identità anche delle donne della tua famiglia. Siamo anche quello che siamo state. Ovviamente è inutile che io non mi soffermi, devo per forza concentrarmi sul concetto di rivalsa femminile che c'è nei tuoi brani, ma senza andare a screditare quella che è, diciamo, la dimensione maschile. La tua ricerca di questo linguaggio, di questo, diciamo, neologismi che tu crei anche con una certa irriverenza, da dove nasce e che tipo di progettualità ha? Cioè, qual è l'obiettivo? Ok, premessa. Io parlo nella mia musica di rivalsa femminile non per gusto ma per necessità, nel senso che parlo di tante cose, mi sono ritrovata a parlare spesso dell'universo delle donne e del modo in cui si possono riappropriare del loro spazio, perché attraverso la musica io ricordo a me stessa quello che vorrei e dovrei fare tutti i giorni. Quindi è un reminder per me e perché è una costante della mia vita, ma penso pure della tua, in quanto donna, di vivere tante cose belle e tante rotture di cazzo. Sì, posso dirlo, cazzo? Questo, ok? Ma soprattutto rotture, poi di cosa in generale non sappiamo. Ti dico, per quanto riguarda il linguaggio dei miei testi, io ho iniziato a fare, soprattutto nell'ambito del rap, musica circa 10 anni fa. Anche oggi, ma soprattutto 10 anni fa, la maggior parte delle rapper donne cercavano di emulare gli uomini e di primeggiare l'una sull'altra. Quello che vorrei fare io con la mia musica è parlare a uomini e donne, ma creando universi femminili. Cioè io non voglio dire sono il tuo rapper preferito oppure mi faccio la tua tipa meglio di te, questi fatti qua, perché non me ne frega niente. Certo. Non me ne frega niente, ci sono così tante cose nel nostro universo che sono meravigliose, piene di compassione, di forza, di resilienza, di pussicanza, che sarebbe un peccato non metterle nell'arte che creiamo, non pensi? Sono completamente d'accordo, invece di emulare concetti già consumati delle stesse frasi con le stesse barre, almeno ci sono già i maschi originalità. che puzzano, che fanno la musica, anche quelli profumati, però cioè, capito, stanno là, io voglio essere pussicante. Vuoi essere pussicante, vuoi essere qualcosa di più Queen Diva Slay. Adoro quando parlo con Miriam, tutti i miei pensieri intrusi. E sempre facendo un po' così l'irriverente, secondo te ad oggi, proprio per questo messaggio che tu dai, che cosa significa essere una donna libera oggi? Per me essere una donna libera oggi è darsi la possibilità di scoprire se stesse cercando di arginare i grossi condizionamenti sociali e quindi cercando innovazione anche nella propria emotività e in come reagiamo alle cose che la vita ci pone davanti. Non so se mi sono spiegata. Chiaro per me. Secondo me è molto importante. Poter trovare le laterali della vita, capito? Perché siamo donne, passiamo determinate cose, ma ci sono tanti modi per affrontare le cose. Il mio è trasmutare gli ostacoli e la sofferenza in arte, perché mi fa sentire la forza creatrice del tutto, mi fa sentire connessa al tutto. Ti stimola, ti in attiva. quanto donna, in quanto essere umano, mi fa sentire parte dell'energia della vita. È anche bello che tu offri uno scenario differente magari a chi invece sempre da donna vive la vita in maniera estremamente passiva o da succube, che è la cosa peggiore, o vittima di tutte queste, diciamo, figure retoriche che ci hanno cucito addosso. Che... Stop it, don't be a pick me girl. Le pick me sono fuori moda. Mamma mia. Anni 2000 va bene. Cioè, siate voi stessi, mangiate tanto se volete, con le mani, ruttate. Sì, ma poi non vi credo che vi piace il calcio. Non vi posso mai credere che vi piace il calcio, ragazze. No. Non c'è bisogno che siate le uniche femmine del gruppo, perché siete già uniche.
Anche con e senza trucco, insomma, vabbè, lungi da Ecco, me poi aprire il discorso sulle pick me girl, diremo. Vabbè, amiamo tutti. Dovevo ma fare loro- l'appello alle pick me, capito? sì. No, L'appello. Svegliatevi, basta. Grazie. Cioè, avete rotto. Thank Avete you. rotto. Allora, noi ovviamente finiremo con 2 domande e quello che voglio chiederti è che cosa diresti a una persona che ti ascolta per la prima volta? Buon viaggio, benvenuta. Ricorda la tua pussicanza. Yeah, cioè il payoff è meraviglioso di Pussicanza anche. Cosa ci dobbiamo aspettare dalla Miriam del futuro? Tante innovazioni che però si riconnettono con le mie origini e I'm gonna be an emotional gangster. Oh, Quindi si piange ma anche si... tanta passione, ma sempre in un modo molto Ok. non so se ti è arrivato il Mi è concetto. arrivato. Te lo rifaccio quel Non Ecco. vedo l'ora, ragazzi, non vedo l'ora. Allora Miriam, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stata qui. Grazie, Lola, per grazie la a tua voi. coloratissima personalità e niente, I love this diva. Un bacio. Yeah! Bellissimo! Bellissimo. Vuoi una mano? No, Ok. guarda, ce la faccio, è solo che... Adoro.